Agrigento ripiomba nella crisi idrica, AICA corre ai ripari e il sindaco vieta l'uso dell'acqua per usi potabili in via della regione siciliana ad Agrigento, le proteste di Codacons. Valorizzazione dei beni culturali come strumento di rigenerazione, interessante convegno ieri al Polo Universitario. Volo in ritardo da Lampedusa a Bergamo, il giudice di pace sentenzia, Aero Italia deve rifondere 4 passeggeri con 1.000 euro. Il Dante D del liceo classico musicale Empedocle con Marina Castiglione, docente dell'Università degli Studi di Palermo. Addio al custode dell'auto di Rosario Livatino e a Camillo De Luca, noto per il suo storico negozio di strumenti musicali. Sono allarmanti i dati che emergono dagli ultimi sondaggi dell'Istat sulla povertà. Real Basket, il primo torneo riservato agli istituti comprensivi, impegno per Esseneto, Anna Frank, Rita Levi Montalcini e Agrigento Centro. E ben trovati dalla nostra redazione come ogni giorno. Oggi apriamo tornando su un argomento storico purtroppo per Agrigento, la questione della carenza idrica e dei turni di distribuzione che stanno facendo ripiombare la città ad un ventennio addietro. E tutto questo ha stimolato l'AICA, che ha voluto mettere in rilievo la sua attività finalizzata a lenire i disagi della popolazione. In una nota si legge: nel periodo compreso tra il 18 e il 22 marzo gli operatori di AICA hanno eseguito diversi interventi di riparazione delle reti idriche ad Agrigento. Lo afferma Settimio Cantone, che è il presidente del consiglio di amministrazione e che dice ancora: occorre implementare il servizio di manutenzione delle reti idriche anche in considerazione dello stato di criticità causato dalla mancanza di piogge con conseguente abbassamento dei livelli di acqua degli invasi. Ma secondo Giuseppe Riccobene di Legambiente, la riparazione doverosa di una o più perdite idriche è un obbligo di chi gestisce la rete e non una misura straordinaria per contrastare la diminuzione dei volumi disponibili. Intanto ancora parliamo di acqua, c'è un'apertura proprio delicata a questo argomento, perché il comune di Agrigento ha vietato l'uso per consumi umani di quella che fuoriesce dai rubinetti delle abitazioni site al numero 149 di Viale della regione siciliana della città dei Templi. L'ASP ha accertato che l'acqua non è potabile a causa della presenza di coliformi, pertanto ne viene vietato l'uso. E ancora in parte in tema di acqua, in parte su altre tematiche, c'è una protesta del Codacons di Agrigento tramite il suo responsabile Giuseppe Di Rosa, che sta manifestando innanzi al comune, intanto per chiedere i diritti per i disabili e poi ancora per l'acqua. Vediamo. Ma la legge 328 del 2000 parla della tutela dei disabili psichici e di altri tipi di disabili. Ad Agrigento c'è un problema cardine che è quello sui disabili psichici, poi ci sono altri problemi in altre fasce che affronteremo al loro tempo. Intanto affrontiamo questo: disabili psichici ai quali il comune dovrebbe garantire, dopo proposta dell'ufficio di igiene mentale dell'ASP, garantire un ricovero per una riabilitazione di queste persone. Queste persone vanno ricoverate in centri abilitati. L'abilitazione questi centri la ricevono dall'ASP e dagli uffici preposti. Da quel momento ne risponde il comune con una percentuale base che va corrisposta al comune da parte della regione, e lo fa, e da parte dell'ASP, che in questo momento non lo sta riconoscendo. Non lo riconosce in questo momento, ma non lo riconosce già dal 2017.
Perché questo? Il Comune ha perso, e in questo momento mi posso permettere di dirlo perché c'è una sentenza, il Comune ha perso anche una causa con l'ASP di Agrigento per un importo di 3.300.000 euro. Qualcuno mi dice: ma il Comune come ha pagato queste somme se ora ha perso la causa? Il Comune aveva pagato queste somme solo con le fatture, con dichiarazione. Non ha mai sottoposto le cooperative a convenzione, le cooperative non sono convenzionate, ma continuano a dare un servizio al Comune. Il Comune in questo momento, in questo preciso momento, continua a pagare le cooperative in assenza anche della convenzione. Nella causa, nella sentenza è scritto che il Comune non ha gli incartamenti idonei a ricevere il credito da parte dell'ASP, e vi ho detto tutto. Oggi si assicura il ricovero di 2 indigenti su un elenco che il Comune dice di avere di 24 indigenti che non hanno in questo momento l'assistenza, mentre 92 ce l'hanno. E il problema nasce lì, perché ricoverano i 2 indigenti in una struttura non per disabili psichici, ma per inabili. Sarebbero le vecchie case di riposo. E se succede un qualcosa, è abilitata quella struttura a ricevere i disabili psichici? No, vi assicuro che non è così. Mi riferisce un uccellino che il Comune asserisce che anche altre cooperative che assicurano il servizio di disabili psichici non sarebbero a posto. Ma perché non lo denunciano? Cioè, attenzione, io non voglio difendere né le cooperative e neppure l'amministrazione, ma si siedano, risolvano il problema. Io ho già chiesto ufficialmente come Codacons un incontro al prefetto, vorremmo solo ed esclusivamente esporre al prefetto, e per questo abbiamo alzato il polverone, del rispetto della legge. C'è una legge che si chiama 328 del 2000. La legge va rispettata, se non è il prefetto a farla rispettare ci siano altri, ma siccome la massima autorità nazionale in loco è quello ed è il prefetto, svolga il suo ruolo, faccia rispettare al Comune di Agrigento non solo questa legge, perché il Comune di Agrigento ritengo che sia uscito fuori dai cardini. Quando finirà lo sciopero? Lo sciopero tra mezz'ora verrà sospeso perché inizia la Santa Pasqua. E solo per questo motivo sospendo lo sciopero in attesa che mi chiami il prefetto. La valorizzazione dei beni culturali come strumento di rigenerazione territoriale è stato il tema discusso ieri nel corso di un convegno tenutosi al Polo Universitario di Agrigento. Noi lo abbiamo seguito. Oggi un interessante convegno qui al Polo sulla rigenerazione e il valore dei beni culturali in vista di Agrigento Capitale 2025. L'Università di Palermo, il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, ha dato oggi un ulteriore importante contributo alla concretizzazione del progetto Agrigento Capitale della Cultura 2025. Lo ha fatto ospitando i vertici dell'ADI, l'Associazione Disegni Industriali Italiana, con il suo presidente Luciano Galimberti, e con Federculture. Abbiamo avuto anche la presenza di Andrea Cancellato. Credo che sia veramente bello ascoltare anche interlocutori così importanti che vengono ad Agrigento per la prima volta e per la prima volta collaborano con l'università a favore di una città straordinaria come Agrigento, che sta vedendo la luce, che sta vedendo nascere questo progetto di valorizzazione. Il patrimonio e i beni culturali sono interpretati in chiave moderna e per la prima volta vogliono essere al centro di una rigenerazione urbana e di una rigenerazione territoriale. Assessore, un interessante incontro culturale sulla rigenerazione urbana portato avanti dal Polo Universitario, ha visto anche la partecipazione del direttore della Fondazione. Ecco, come Comune come vi state attrezzando per questo evento importante? Devo dire innanzitutto una serata particolarmente proficua perché hanno partecipato vari attori. Ringrazio Adi per aver contribuito a arricchire questo momento di confronto. Si è parlato di promozione dei beni culturali e di rigenerazione urbana, 2 elementi che fanno parte del dossier di Capitale della Cultura, se l'altro è la natura, quindi partire dalla consapevolezza del sé per arrivare alla, diciamo in un certo modo, alla valorizzazione del territorio. Si sono trattate varie sfaccettature, mi ha particolarmente colpito il concetto di uno dei relatori che parla dell'importante della narrazione dell'idea.
Dobbiamo essere bravi a promuovere l'idea che abbiamo di capitale della cultura, perché il progetto importante deve essere conosciuto da chi vuole venirci a visitare. Dottor Albergoni, ecco, come valuta questa iniziativa? C'è stato anche un ampio dibattito, un momento sicuramente importante di confronto in vista di questo grande momento che è Agrigento Capitale 2025. È stata una straordinaria occasione che il Polo di Agrigento, l'Università di Palermo ci ha regalato in collaborazione con l'ADI per ragionare insieme sulla candidatura di Agrigento a Capitale Italiana, per accogliere e raccogliere contributi di idee, di progetti, di proposte, e si è avviato un percorso che sicuramente andrà avanti di collaborazione, che per noi è molto importante. Ma la città sarà pronta a questo grande momento, o come direttore della Fondazione farete qualcosa come amministrazione attiva magari? La città sta lavorando, stiamo lavorando noi, stanno lavorando tante componenti della città, anche la giornata di oggi ne è una prova, sta lavorando l'amministrazione comunale, ciascuno fa la propria parte per essere tutti pronti a gennaio 2025. Il suo contributo a questa iniziativa? Il contributo dell'associazione è in linea col cambiamento del ruolo strategico del design italiano rispetto al progetto. Il design non si occupa più solo di prodotti, ma entra nel mondo dei servizi, della valorizzazione, di tutti quei processi complessi dove la progettazione trasversale e la valorizzazione, in questo caso dei beni culturali, diventa territorio di innovazione. Il design può dare un contributo importante di una visione trasversale per quello che è proprio la valorizzazione, attraverso una progettazione che faccia focus sulla cultura per la valorizzazione anche economica, politica, culturale del Paese. In vista anche di questo importante momento che la città, traguarderà, capitale della cultura italiana? È un traguardo che ha già traguardato e che sono sicuro farà bene. Noi siamo qua proprio per testimoniare la nostra vicinanza, per garantire il nostro sostegno a questo progetto, fare la nostra parte e cercare di fare il meglio per valorizzare in maniera permanente, con un processo irreversibile, gli effetti che questo grande progetto porterà su Agrigento. Il ritardo sul volo aereo Lampedusa-Bergamo dello scorso 30 settembre è costato ad Aero Italia 1.000 euro per 4 passeggeri giunti in Lombardia con 3 ore di ritardo sul previsto, che hanno fatto ricorso al giudice di pace di Agrigento, e la sentenza dà forza ai diritti dei passeggeri ed è stata sostenuta dal giudice con la motivazione che il ritardo del volo era imputabile alla compagnia aerea e che questa non aveva adottato le misure idonee ad evitare il danno subito dal passeggero. In osservanza dunque del relativo regolamento è stata stabilita una compensazione pecuniaria di circa 250 euro per ogni singolo passeggero, per un totale, come detto, di 1.000 euro di risarcimento. E lunedì 1 aprile, seppur giornata festiva perché è Pasquetta, ad Agrigento verranno regolarmente ritirati i rifiuti. Sentiamo i particolari in questo servizio. Raccolta differenziata, servizio regolare a Pasquetta, ma i mastelli vanno esposti la sera precedente, dunque lunedì prossimo, 1 aprile, ad Agrigento, giorno di Pasquetta, non ci saranno variazioni sul normale ritiro dei rifiuti. Le ditte Iseda e SEA garantiranno i servizi previsti dal calendario del conferimento dei rifiuti differenziati. Lo hanno comunicato le due imprese, che in una nota affermano che lunedì il porta a porta riguarderà la raccolta della frazione organica umido più la raccolta dei pannolini e del cartone per le utenze non domestiche, così come previsto dal calendario. Il servizio sarà effettuato a partire dalle 5 del mattino, ma i mastelli dovranno essere esposti la sera del 31 marzo. Per quanto riguarda le isole ecologiche mobili, è stata disposta la sostituzione
sospensione del servizio per venerdì 29 marzo per quella del villaggio Peruzzo e per lunedì 1 aprile per quella di Piazzali Ugo La Malfa. Ancora eco il Dante D, celebratosi ieri in tutta Italia. Oggi il liceo classico Empedocle di Agrigento lo ha fatto con la presenza di Marina Castiglione, docente di linguistica dell'Università degli Studi di Palermo. Oggi Dante D, si ricorda la giornata di Dante con una manifestazione interessante qui al liceo classico Empedocle. Sì, oggi abbiamo l'onore e il piacere di ospitare la professoressa Marina Castiglione dell'Università degli Studi di Palermo, una linguista ma anche una dialettologa, in questo connubio particolare sul plurilinguismo dantesco. È bello pensare che il mondo accademico e il mondo della scuola si incontrano su un terreno comune che è appunto quello dello studio della commedia di Dante, e quindi i nostri studenti sono coinvolti in prima persona in quello che può essere anche un percorso orientativo per sviluppare competenze attraverso le conoscenze. Oggi tra l'altro non siamo soltanto allietati dalla presenza dell'accademica, la dottoressa Marina Castiglione, ma anche dalla presenza della professoressa Marcella Lattuca, che è una nota attrice agrigentina e che arricchirà questa giornata leggendo appunto sapientemente alcuni passi praticamente dell'opera dantesca, alcune terzine dell'opera dantesca. Quindi chiaramente i nostri ragazzi saranno coinvolti non solo da un punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista emotivo, perché chiaramente questa interpretazione teatrale sarà molto diciamo, ricca di pathos, quindi una bella giornata sicuramente al liceo classico e musicale Empedocle. Ecco, quanto è importante e quanto è attuale il pensiero di Dante? Sì, ritengo che il pensiero di Dante sia veramente attuale, perché nel viaggio ultraterreno del nostro sommo poeta ritroviamo noi stessi. Ricordiamo che il Dante D è la giornata che è stata istituita dal Parlamento italiano proprio per ricordare l'inizio del viaggio ultraterreno di Dante, cade il 25 marzo, quindi un po' questa ricorrenza fa anche riflettere su come Dante in fondo sia presente in ognuno di noi, le angosce, i dubbi, ma anche le gioie, le incertezze, oppure le certezze anche di questa persona in fondo possono corrispondere a quelle di ciascuno di noi, quindi è bello pensare che i nostri studenti possano rivedersi tra le righe e ritrovare anche se stessi. Naturalmente faranno molte domande anche alle nostre ospiti, perché il progetto giornalismo viene pienamente coinvolto e quindi sono anche in attesa proprio di soddisfare tutte le loro curiosità dopo chiaramente l'intervento della professoressa. Marcella Lattuca, al ritorno da una tournée teatrale, oggi darà il suo contributo a questa giornata del Dante D qui al liceo classico Empedocle. Sì, sono tornata, sono fresca insomma di una tournée molto lunga, però non potevo assolutamente mancare a questo invito molto importante del liceo classico Empedocle, che qui ad Agrigento è proprio un'istituzione, è proprio la culla dove poi nascono le migliori menti. È un onore per me parlare con le parole del sommo poeta, oltretutto un convegno molto ben organizzato con fior di nomi, con fior di professori, quindi per me è solo e semplicemente un onore prestare la mia voce per i ragazzi dell'Empedocle. Tra l'altro stasera sarà impegnata alla cattedrale in un altro evento importante. Sì, in occasione delle celebrazioni della Settimana Santa ci sarà uno spettacolo molto molto suggestivo alla cattedrale di Agrigento, il pianto della Madonna di Jacopo Neratodi. Non sarò da sola, sarò insieme ad altri artisti, quali Arianna Vassallo, Paolo Di Noto e anche altri attori e il coro Magnificat. Per 33 anni è stato custode della Ford Fiesta Rossa, al bordo della quale venne ucciso il giudice Rosario Livatino. È morto ieri, lo vedete nella foto, Angelo Terrasi, 94 anni, di Canicattì. L'auto, dichiarata bene di interesse culturale nel 2017, fu affidata a Terrasi dal padre del giudice ragazzino. Il custode poi, in occasione della beatificazione del magistrato ucciso nel 2021, la consegnò al comandante della compagnia dei carabinieri di Canicattì, il maggiore Luigi Pacifico.
E un'altra persona che se ne va è morto a 73 anni, Camillo De Luca, un agrigentino che da sempre aveva rappresentato per la città una istituzione con il suo negozio di vendita di strumenti musicali, sito nella via Gioeni al piano ammezzato del palazzo dove per tanti anni fu ospitata la Standa. Persona molto stimata, conosciuto da tutti, vendette strumenti musicali di qualità ad intere generazioni. Era molto attivo sui social dove intratteneva con il suo proverbiale garbo rapporti con gli amici che manifestavano sempre affetto per il gentiluomo che nella vita aveva saputo essere. Assessore, in provincia di Trapani 4 centri vanno al voto, quelli più popolosi, Mazzara, Castelvetrano e poi Salemi, Salaparoto. Cosa cambia? Che noi già abbiamo deciso tutti i candidati da sostenere in ogni singola piazza e siamo pronti a fare la campagna elettorale con tutti gli amici che seguono la linea politica. Ma non sono solo 4 centri che vanno al voto, abbiamo le elezioni europee che sono una grande scommessa, perché un'Europa che è più vicina e più attenta ai bisogni dei cittadini serve per davvero. Io sono un europeista, uno che crede in questo ente, però si crede pure che vada modificato, cambiato per dare risposte alle persone. L'intervista politica fatta a Video Sicilia è un'intervista che Pisa si candida alle europee? Certo che sono candidato, lo dico da parecchio tempo e lo dico sapendo di correre un grande rischio. Una persona come me che ha centrato tante volte le elezioni e fa l'assessore regionale dovrebbe pensare a fare quello che sta facendo. Sono molto contento della mia azione amministrativa e ringrazio per questo il mio partito e il presidente Schifani. Però o noi capiamo l'importanza e la valenza delle elezioni europee oppure non abbiamo capito il ruolo che l'Europa sta giocando in uno scacchiere mondiale ed euro-mediterraneo e soprattutto non abbiamo capito che cosa sarà in tutto questo la provincia di Trapani. Finora la provincia di Trapani è stata assente dal Parlamento nazionale perché nonostante ci spettava hanno calato e imposto dall'alto soggetti che non hanno nulla a che vedere con la provincia di Trapani. Io sono di centrodestra e non ho mai sentito parlare tale fascina che dovrebbe rappresentare il mio territorio e di questa cosa mi vergogno nonostante la fascina sia di centrodestra e lo stesso vale per la sinistra. Il PD ha candidato la Furlan o per il terzo polo che ha candidato Carlo Calenda. Noi dobbiamo decidere se questa provincia di Trapani è periferia o se invece è protagonista di alcune scelte. In Europa si giocano 2 partite, o può essere un cimitero per elefanti dove uno va lì e ogni tanto dice una parola e non se lo ricorda nessuno, oppure uno va lì e capisce 10 anni prima quello che succede nei singoli stati. Mi candido in Europa per vincere questa partita e per andare a governare un percorso molto complicato e difficile, molto lontano da casa, e sta cosa mi pesa tanto, per rappresentare la provincia di Trapani in un posto dove mai nessuno l'ha rappresentato in maniera qualificata. Forse abbiamo pagato lo scotto, chi ci ha rappresentato fino ad ora ha fatto il turista della politica a Strasburgo e a Bruxelles. Io non giudico quello che fanno gli altri, mi impegno con le persone a fare il massimo di quello che si può fare per garantire questo territorio. In Europa abbiamo soltanto eletto per una volta un europarlamentare, però faceva parte di uno schieramento politico che non ha prodotto gli effetti che magari i cittadini speravano quando gli hanno riposto fiducia. Parlo dello schieramento politico dei 5 Stelle. Mi interessa parlare con le persone e dire quello che ho fatto e quello che vorrei fare. Molti mi dicono ma perché, ma dove sei, ma con quale partito, ma a cosa serve? Facciamo rispettare la provincia di Trapani. Forse qualcuno può dire che al Parlamento nazionale i trapanesi come territorio di area vasta sono rappresentati, forse qualcuno può dire che alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica dove si decidono le cose le nostre emergenze arrivano, forse qualcuno può dire che per l'emergenza agricoltura o per le alluvioni qualcuno si è speso per risolvere il problema della provincia di Trapani. Nessuno lo ha fatto perché quando non c'è un radicamento sul territorio nessuno fa niente. Io mi candido sapendo che il territorio per me rappresenta la vita della mia azione politica e lo voglio fare per difendere questo territorio. Dica 2 punti a curriculum con i quali si presenterà all'elettorato. 2 punti non li posso dire, lei mi provoca. Un candidato alle elezioni europee si presenta con una visione strategica della Sicilia e della Sardegna. La Sicilia la conosco molto molto bene e penso che la Sicilia in questo scacchiere euro-mediterraneo è per ora vitale. Se il Mediterraneo è importante nello scacchiere mondiale perché
che la Sicilia è l'ombelico del mondo, è il posto più importante da dove passano tutte le strategie politiche. Se in Europa non facciamo valere il nostro territorio e il nostro territorio della provincia di Trapani, non saremo nessuno per poterci lamentare. Vi dico una cosa e chiudiamo. Perché io allora dovrei uscire da casa l'8 e il 9 di giugno e votare Mimmo Torano al Parlamento europeo? No, lei deve uscire da casa e fare il suo dovere e andare a votare, perché molte persone non vanno a votare. Io le chiedo soltanto di andare a votare, poi voti liberamente, poi se trova qualche altro della provincia di Trapani che le dà più fiducia di me, deve votare quella persona. Ma io scommetto che non ci sarà quasi nessuno o che nessuno avrà le idee chiare su come fare crescere questo territorio. È molto probabile che a 5 anni dalla morte di Andrea Camilleri la RAI possa star lavorando a qualche servizio o programma che ha al centro l'illustre intellettuale. L'idea si è fatta strada in tanti che hanno visto lungo le vie di Porto Empedocle un furgone della TV di Stato che al seguito di Alberto Angela girava per la via Roma con particolare attenzione verso il murales dove campeggia la figura di Camilleri. I rumors poi affermano che la troupe potrebbe stare qui anche domani. Sono allarmanti i dati registrati sulla povertà dagli ultimi sondaggi dell'Istat. Sentiamo. Appaiono allarmanti i dati Istat sulla povertà assoluta in Italia. Nel 2023 l'8,5% delle famiglie non ha potuto sostenere le spese per acquistare i beni essenziali. La maggior parte delle famiglie in povertà assoluta si trova al sud. L'incidenza individuale per i minori poi è pari al 14%. Si segnala anche come nel 2023 la spesa media mensile delle famiglie sia stata pari a 2.728 euro mensili in valori correnti, in crescita del 3,9% rispetto ai 2.625 euro dell'anno precedente, un aumento che è determinato dall'incremento generalizzato dei prezzi, poiché la spesa media si riduce infatti all'1,8%. La Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha affermato che lo Stato deve mettere aziende e lavoratori nella condizione di lavorare al meglio. Ci dobbiamo ricordare che la ricchezza non la crea lo Stato, il lavoro non si crea per decreto, la povertà non si abolisce per decreto, ma in Italia c'è un dato, 8,2%, e che riguarda i lavoratori che non arrivano con il loro stipendio ad assurgere alla classe media. I salari sono infatti troppo bassi. I dati Istat ci dicono una cosa molto chiara: si pensi che ci sono circa 5,7 milioni di dipendenti privati che guadagnano meno di 11.000 euro lordi annui. Se passassimo dal lordo al netto, risulta che nel 2022 5,7 milioni di lavoratrici e lavoratori hanno guadagnato l'equivalente mensile di 850 euro, altri 2 milioni arrivano ad appena 1.200 euro al mese e la situazione non è certo migliorata nel 2023, anno in cui l'inflazione ha raggiunto il 5,9%. L'ultimo rapporto della Caritas parla di povertà come un fenomeno non più residuale. Un italiano ogni 10, ossia 5,6 milioni di persone, il triplo rispetto a solo 15 anni fa, è in condizioni di povertà assoluta. Si tratta anche di lavoratori con stipendi troppo bassi e che ricorrono alla Caritas per la garanzia di un pasto. Il rapporto ci dice che il 23% degli assistiti dall'ente caritatevole è occupato. E Barbara Cittadini è stata eletta presidente dell'AIOP Sicilia. Siamo pronti ad un patto sociale per la salute pubblica dei siciliani, dice. Ascoltiamola. Per me è un onore essere stata richiamata dalle amiche e dagli amici di AIOP Sicilia alla guida della nostra sezione regionale, una chiamata al senso di responsabilità, verosimilmente anche in virtù dell'esperienza maturata in campo nazionale. Auspico di poter fare quanto prima un patto sociale con la regione siciliana
per creare una sinergia finalizzata a ridurre delle criticità che questa regione continua a registrare, come la mobilità sanitaria passiva, come le liste d'attesa, come la rinuncia alle cure. Così come certificato dai dati Agenas, la componente di diritto privato ha tutti i presupposti per poter dare un contributo fondamentale e lavorare in sinergia con la componente di diritto pubblico per dare una risposta puntuale, efficace e efficiente alla domanda di salute siciliani. Ritengo altresì di dover dare un riscontro positivo all'appello più volte fatto dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, rispetto alla possibilità di aprire i pronto soccorsi e le terapie intensive in quelle strutture di qualità di cui il nostro territorio regionale. Ci fermiamo per la pubblicità e torniamo tra poco con altre notizie. E ieri al Teatro Politeama di Palermo la giornata dell'Unità Nazionale, l'inno e la bandiera. Stamane al Teatro Politeama di Palermo, nell'ambito della giornata dell'Unità Nazionale, dell'inno e della bandiera, la celebrazione della memoria di Salvo D'Acquisto, vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri Reali, insignito di medaglia d'oro al valor militare. D'Acquisto non esitò a sacrificare la sua vita il 23 settembre del 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Spiegare dei giovani chi era Salvo D'Acquisto. Chiedergli di fermare i loro pensieri, di provare a tornare con la mente e con le immagini a quel momento in cui un giovane vice brigadiere dell'Arma, 23enne, ha deciso di donare la propria vita per salvare quella di 22 ostaggi. Questo è il messaggio che bisogna transitare ai giovani, il senso del sacrificio, l'altruismo. Ecco, dei valori che i carabinieri cercano di trasferire anche oggi. Ogni occasione che mi è concessa per ringraziare tutti i carabinieri di questa regione, tutti i carabinieri della Sicilia che operano in 410 stazioni, 8 tenenze, 50 compagnie, 2 reparti territoriali, 9 gruppi, per il sacrificio che ogni giorno svolgono, mettendo la maggior parte di loro, la loro incolumità al servizio della comunità. Ricordiamo la giornata dei valori nazionali. La scadenza naturale è il 17 marzo, ma per problemi organizzativi siamo stati costretti a farla il 25. Oggi ricorderemo l'unità d'Italia, la Costituzione, l'inno nazionale e il tricolore. Momento che viene vissuto con grande attenzione, con grande emozione da tutte le scolaresche di Palermo, che stamattina confluiranno qui alla presenza delle massime autorità militari, civili e religiose. Ecco, cos'è cambiato nel corso di questi anni, da quando è nato, il primo tricolore vivo qua a Palermo? Allora, ogni anno noi cambiamo l'articolo della Costituzione. I ragazzi, con lavori multimediali, con disegni, con piccole riflessioni, commentano l'articolo della Costituzione e poi soprattutto, ecco, ogni anno andiamo a ricordare qualcosa di particolare. Quest'anno ricorre l'80° anniversario dell'uccisione del vice brigadiere Salvo D'Acquisto e il generale Spina, comandante della Legione dei Carabinieri della Sicilia, ricorderà, ecco, questa nobile figura che con il suo sacrificio ha salvato 22 vite umane. Sabato 23 e domenica 24 marzo si sono svolte le attese giornate FAI di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia, con visite a 750 luoghi inediti a contributo libero in 400 città. Sono stati aperti al pubblico sul territorio nazionale luoghi e monumenti poco conosciuti o dimenticati, ma comunque meritevoli di essere posti all'attenzione generale. Tutto ciò è stato possibile grazie all'attività di 8.000 volontari, tra cui molti studenti, apprendisti ciceroni che hanno illustrato la storia e l'importanza del bene visitato, realizzando così un momento di conoscenza personale e collettiva.
La delegazione FAI di Messina quest'anno ha deciso di accendere i riflettori su un luogo spesso non considerato per la sua rilevanza artistica, ma solo per la sua funzione istituzionale. Infatti, in questa edizione il FAI ha dato ai messinesi la possibilità di visitare Palazzo Piacentini, sede del Tribunale della Città dello Stretto. Un'occasione rara per apprezzare il calibro estetico di uno degli eleganti palazzi del progetto di ricostruzione post-terremoto, che voleva ridisegnare una città non solo sicura ma anche bella. È stato un grande successo. Davanti al palazzo vi era una folta folla che aspettava il proprio turno per poter entrare ad ammirare le bellezze di questa struttura. È stato visitato da un flusso continuo di famiglie, gruppi e associazioni, accompagnati dai 521 giovani apprendisti ciceroni provenienti dagli istituti scolastici della città, che hanno mostrato ai messinesi ambienti normalmente inaccessibili, come alcune aule dell'ex pretura, i locali della procura generale, la corte d'assise e la corte d'appello, e anche il consiglio dell'ordine degli avvocati, che custodiscono una pregevole biblioteca di testi antichi. E per lo sport parliamo del primo torneo di Real Basket studentesco riservato agli alunni degli istituti comprensivi. Saranno impegnati quelli dell'Esseneto, dell'Istituto Comprensivo Anna Frank, del Rita Levi Montalcini e Agrigento Centro. E abbiamo un'intervista al presidente del Real Basket, Alessandro Bazan. Oggi ci troviamo qui al palazzetto perché c'è un evento importante e diciamo di rilievo. Ecco, ce ne parli? Allora, abbiamo fatto questa cooperazione con le scuole secondarie, con le scuole medie, 4 istituti comprensivi per fare un torneo di pallacanestro. Molti ragazzi di scuola media sono già tesserati con la Real Basket, quindi la pallacanestro ad Agrigento è un'attività sportiva che ha da tanti anni la sua storia, quindi riesce facile a organizzare questo. Gli insegnanti e i direttori didattici delle scuole si sono messi subito a disposizione, abbiamo creato questo quadrangolare che si svolge tra oggi e domani. E con le scuole che vi partecipano? Allora c'è l'Istituto Comprensivo Esseneto, l'Istituto Comprensivo Anna Frank, l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro e quello del Villaggio Mosè che è Rita Levi Montalcini. Ecco, ritorna con tanto entusiasmo la manifestazione. Sì, ritorna una manifestazione rivolta alle scuole, anche se non è più il torneo quello classico che si faceva, il trofeo di carnevale con le scuole superiori di molti anni fa. Lo facciamo con le scuole medie, ma anche per una questione di capienza di palazzetto. Il Palanicosia non è più il palazzetto di allora, e quindi abbiamo deciso di farlo con le scuole medie, anche perché quello superiore viene fatto già con la Fortitudo Cup che si fa a Palamocata ogni anno, quindi abbiamo voluto diversificare l'offerta alle scuole. E termina qui il nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo anche oggi per averci seguito. Vi diamo appuntamento come sempre con le prossime edizioni che potrete vedere sulla 93 di Video Sicilia alle ore 15, alle 20 e alle 9 del mattino. Sul 268 in tutta Italia con la programmazione completa della nostra emittente che vi propone al link TV locali la possibilità di accedere a TVA attraverso le smart TV e ancora in tutto il mondo attraverso il nostro sito www.televideoagrigento.tv. Grazie e appuntamento a domani.